Il primo amore non si scorda mai. Torna a indossare la maglia azzurra Cristina Andretta, ex sindaca di Vedelago. Dopo anni sotto il simbolo del Carroccio, la tempesta politica che ha coinvolto la Giunta, spaccando la Lega in due e che ha visto vincere per il centrodestra Giuseppe Romano alle elezioni dello scorso maggio, l'Andretta torna al partito in cui ha iniziato la sua carriera politica. Con la consapevolezza magari diversa rispetto ad altri anni, un'esperienza magari alle spalle che ti fortifica, magari uno oggi si sente un po' più preparato per intraprendere un tipo di percorso più legato a un partito. Un partito inclusivo che secondo il coordinatore regionale dei berlusconiani Flavio Tosi può essere la soluzione giusta per intercettare quel bacino di astenuti che chiedono una rappresentanza moderata. Un attacco velato a Lega e Fratelli d'Italia, ma Tosi non si sbilancia. Il centrodestra è un grande contenitore che viaggia a livello nazionale come anche in Veneto intorno al 60% e all'interno del centrodestra ci può essere travaso di persone e di voti. Adesso tocca a Forza Italia. In casa azzurri dunque si guarda già al 2024, elezioni europee e amministrative. Ottimismo che arriva dai numeri. In Veneto, fa sapere il coordinatore provinciale Fabio Chiessi, i tesseramenti sono aumentati di 20 volte in un anno. E Forza Italia sta dimostrando appunto che sarà presente in quasi tutti i comuni con il proprio simbolo e quindi con le proprie rappresentatività. Fino a un anno fa circa Forza Italia in Veneto aveva 300 tessere in tutto il Veneto, oggi siamo intorno alle 5.000. Una presenza importante, quella che Forza Italia vuole avere sul territorio. Oggi più che mai c'è bisogno di un'area moderata. Abbiamo visto nascere tanti punti di riferimento, abbiamo visto provare tante persone in altri ambiti, con altri partiti politici, ma di fatto Forza Italia è sempre rimasta.